Rieccoci dopo la prima parte dove abbiamo avuto il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia. È arrivato il momento di parlare proprio adesso con i nostri ospiti, sempre di questo Veneto. Quando ne usciremo parleremo sotto un profilo sanitario ed economico e politico con Luigi Alessandro Bisato del Partito Democratico, grazie di essere con noi. Buonasera a Saluto tutti. Settimo Gottardo, già sindaco di Padova, grazie di essere con noi. Buonasera Patrizio Bertin, Presidente della Confcommercio Veneto, grazie anche a Gianpietro Avruscio che è Presidente dell'Ampo Padova, Associazione Nazionale Primari Ospedalieri. Davvero grazie a tutti per essere qui. Avremo i collegamenti poi con Lorena Gottardello che è la responsabile del Dipartimento della Prevenzione USL 6 e con Renato Mason del segretario della CGA di Mestre che ci darà un po' di numeri per quanto riguarda la nostra regione. Allora facciamo un giro così iniziale tanto per capire un po', ne usciremo da questa situazione Bisato, perché ne parlavamo ancora un anno fa, tanto abbiamo avuto ospiti tutti e da questa situazione sembrava che ne usciremo fra 3 mesi, prima delle vacanze, passato un anno esatto, più o meno ieri, il 9, c'è stato il primo lockdown che Conte lo annunciò in televisione e siamo ancora qui con una situazione abbastanza complessa, con una situazione tutta da chiarire e da decifrare. Un anno difficile, una pandemia globale, la novità che ha avuto poi il riscontro diretto con la fine dell'anno scorso è che è stato trovato in velocità assoluta rispetto ai canoni normali un vaccino. I mesi che abbiamo appena vissuto, questi primi 2, sono dentro questa nuova fase che deve contemperare l'esigenza di una tenuta rispetto alla curva del contagio, che lo dirà chi è molto più esperto di me, chi è come dire, sul campo da medico, ma io posso rappresentarlo anche nel coordinamento che ho con i sindaci della provincia. Io penso che sia il momento in cui bisogna stringere nuovamente i denti e eventualmente usare delle restrizioni, il più possibile mobili perché di mezzo c'è anche l'economia e il sociale, e però fare tanti e subito il più possibile vaccini. Beh, questo io non vedo altre soluzioni che questa. Facciamo un giro così perché io comincio a avere, lo anticipo così, e non vorrei fare l'uccello del malaugurio come si dice, no? Che tutti questi vaccini che stanno arrivando, ovviamente che avranno una durata come i vaccini anti-influenzali, con sta scusa di tutte queste varianti che arrivano, la brasiliana, l'inglese, addirittura quelle nuove che abbiamo visto a Varese, mi fa sì che qualche vaccino magari non sia idoneo per queste varianti, mi auguro di sbagliare, però ho questa visione un po', o forse vedo nero dappertutto, ma non vedo ancora questa piccola luce in fondo al tunnel. Settimo Gottardo. Beh, dobbiamo avere fiducia, ecco, perché sì, certo. La situazione è tale che non incoraggia nessuno. Anche i vaccini migliori non sono mica vaccini che garantiscono il 100%. I migliori vanno solo l'85%, il 90% quasi. Dicono il Pfizer 95, dicono, però, poi sentiremo Avruscio. Diciamo che lì tutto da verificare e dicono gli esperti che tra l'altro anche ci imbuniscono anche troppo, molte volte sarebbe bene anche un po' di maggiore calma su queste cose. Quanto durano? 1 anno, 2 anni, quanto durano? Non è che durano sempre all'infinito un vaccino, non è che per tutta la vita poi tu stai tranquillo, quindi... Ma quello anti-influenzale basta farlo ogni anno, no? Io lo faccio tutti gli anni. Ho capito, appunto non è più finita, non è mai finita. Adesso per arrivare a fare la vaccinazione del 70% della popolazione, come dicevo il Buon Speranza, andremo avanti praticamente tutto quest'anno. Lui dice entro autunno, in realtà tutto quest'anno. No, lui ha detto entro il secondo semestre, a dire la verità. No, tutto quest'anno. Per farlo tutto, per andare avanti e per farlo dentro tutto quest'anno vuol dire fare 700.000 vaccinazioni al mese. E questo al giorno? Al giorno, scusate, sì. Al mese sarebbe già... Sì, no, scusate, per dirvi, quindi nessuno sa con certezza il ritmo, ecco. Siamo dentro una situazione di grande incertezza, anche esistenziale. La gente è un po' stanca. Patrizio Bertin, questo primo giro così. Il titolo avete visto è, insomma, Veneto quando ne usciremo, ma comprende un po' tutta l'Italia, comprende anche un po' anche il mondo, perché se guardiamo l'Europa non è una situazione, anzi c'è il lockdown in Francia, in Germania, in Inghilterra, quindi c'è una situazione davvero pandemica incredibile. Il bilancio, direttore, è che 1 anno
100.000 morti e stiamo rientrando in rosso. Allora io dico perfetto, c'era bisogno, solo il vaccino ci può salvare. Però anche in questo caso io dico che prima di tutto abbiamo perso un anno perché sembrava che l'estate fosse superato, almeno questa era la parvenza, che quest'estate il vaccino ho visto tutti liberi e tranquilli e quindi adesso c'è da pensare al vaccino. Però il vaccino vediamo che noi come Italia siamo un paese che lo stiamo soffrendo questo vaccino perché non sembra, dicono che arriva, dicono che ci sono vaccini in frigorifero, però io guardo sempre il risultato finale, i vaccinati. I vaccinati sono un numero residuo proprio, il 3%. Niente, è ancora niente, quindi c'è una situazione che non funziona anche a livello europeo. Questo significa che anche l'Europa ha sbagliato. Perché non solo l'Italia ha sbagliato. Ma la domanda iniziale è: ne usciremo o no, Patrizio Bertin, da questa situazione? L'anno scorso ne parlavamo tutti, sì, ne usciremo rapidamente, ma invece qui la situazione si è complicata. Le prospettive, chi ha fatto anche, che è andato a vedere su internet quando sarà vaccinato, vedono che la data è del 2022, marzo 2022, uno che ha 50 anni. Quindi dove andiamo a finire? Allora, quanto possiamo reggere in queste condizioni, questo Paese? Quanto può reggere? Questa è la domanda. Questa è la domanda che avremo risposto, perché nella prima parte parleremo sotto il profilo sanitario, poi avremo i collegamenti e parleremo sotto il profilo ovviamente economico, perché la situazione anche economica è una situazione tutta da valutare perché non è delle migliori. Gian Pietro Avruscio. Ne usciremo, secondo me la vera domanda è come ne usciremo, perché sicuramente come e quando allora via? Sicuramente ne usciremo ed è sicuro che degli errori sono stati compiuti di sottovalutazione. Le pensi, parlavo prima... Avruscio, faccio già una domanda così, sì. le ho fatta poi sentire la sua risposta, l'ho fatta anche questa prima al Presidente Zaia. Giustamente ha detto Patrizio, 100.000 morti, nel Veneto 10.000 morti. Secondo lei qualcuno ha sbagliato oppure era una cosa naturale che questo virus ha inciso? Cioè 100.000 morti, 10.000 nella nostra regione, uno si fa una domanda, qualcosa è stato sbagliato? Chi ha sbagliato, se qualcosa è stato sbagliato, oppure doveva capitare perché era una cosa che nessuno prevedeva? Guardi, che dovesse capitare, insomma, il discorso che le pandemie ce ne sono sempre, quindi è storica questa, non è una invenzione. Che non ci fosse un piano pandemico nazionale è un'altra realtà, cioè che non fossimo pronti ad affrontarlo, ma poi c'è anche un altro discorso. Vede direttore, nel momento in cui tutti in Europa e anche nel mondo hanno pensato che fosse una cosa che riguardasse solo una piccola popolazione, lei si ricorda quando in Italia cominciava a diffondersi e la Francia come ci guardava e cosa diceva e come ci denigrava? Poi è successo in Francia, poi in Inghilterra allora hanno deciso di fare l'immunità di gregge per poi tornare indietro. Voglio dire che non c'è stata una risposta univoca né in Italia né in Europa e neanche nel mondo. La caratteristica di questo virus, di questa particella che non è intelligente, è invisibile, è pure riuscita a sterminare, a mettere in crisi l'umanità intera, le potenze mondiali più grandi che sono armate anche di bombe nucleari, eccetera. Sì, però, allora questo vuol dire... Però le interrompo, dottor Avruscio, perché io presumo che nel 1300 più o meno, scusatemi se sbaglio l'anno, quando è arrivata la peste a Venezia, non si conosceva, però gli ha detto, beh, non conosciamo, ne mettiamo su un'isola gli uomini, su un'altra isola le barche. Bravissimo. I medici avevano il becco lungo, ha detto salvaguardiamo così. Ma nel 2021 la tecnologia, la ricerca, qualcosa dovrebbe pur aver risolto questo problema che lei sta dicendo? Sicuramente, a parte che il virus è un po' diverso, anche nella contagiosità, eccetera, perché insomma il mondo che abbiamo oggi non è il mondo veneziano, oggi si viaggia e si va in tutto il mondo in una facilità che prima non c'era. Però ecco, lei ha nominato Venezia. Venezia, da questo punto di vista, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha preso molto da quello che è stata Venezia storicamente per la prevenzione del contagio, proprio si riferiva alla peste. L'Organizzazione Mondiale della Sanità non ha inventato nulla. Noi tecnologicamente siamo arrivati ad elaborare
un vaccino, come giustamente si dicevi, in un anno. Perché questo è stato possibile? Non solo per la tecnologia, ma anche perché la sperimentazione animale, invece che essere quella umana successiva a quella animale, è stata condotta in parallelo, risparmiando anche quindi molto tempo. Ed è stata sperimentata su una popolazione vastissima e abbiamo i risultati. Ma il problema fondamentale, ecco qui il discorso che ognuno va per conto suo e non si considera il problema in maniera globale, i vaccini. Voi vedete, no? La difficoltà di produzione, i contratti segreti che non si conoscono. Il Pfizer, Moderna, l'AstraZeneca, Johnson Johnson e Sputnik. Ne ho 5 qui vaccini. Sì, però, addirittura Sputnik in Russia non lo mettono neanche. Però vede come c'è ancora si ragiona, nonostante che si chiami Covid 2019 e siamo nel 2021, ancora con una mentalità che non è a difesa dell'umanità, ma è che è a difesa di interessi particolari. Questo è il grande problema, è per questo che noi facciamo fatica anche a difenderci. È così. Allora, questa mattina siamo andati a intervistare il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova, il direttore nuovo, che è Giuseppe Dalben, e sentiamo che ci spiega la situazione nell'azienda ospedaliera a Padova com'è. Abbiamo una situazione di un virus che sta colpendo forte e che le persone appunto che arrivano in pronto soccorso sono persone con dei quadri abbastanza pesanti, per cui a volte vanno direttamente nelle terapie intensive. Attualmente le terapie intensive sono occupate, hanno decuplicato i posti letto a disposizione e stiamo via via predisponendo altri posti per sopperire eventualmente alle esigenze che si dovessero appunto presentare in questi giorni. L'età media si è abbassata, abbiamo quindi pazienti più giovani sicuramente, un'età media attorno ai 60 anni, 65 e questo ci preoccupa molto, insomma, ecco, perché appunto i quadri che vediamo sono quadri clinici pesanti. Visto il quadro epidemiologico che si sta manifestando, è chiaro che ancora una volta l'appello che facciamo è molto forte ed è un appello al senso civico della persona, perché poi il senso civico della persona diventa il senso civico della comunità. Quindi ancora una volta l'utilizzo della mascherina sempre, dovunque, l'igiene delle mani in particolare, l'evitare gli assembramenti, insomma cose che ormai conosciamo e ripetiamo da tanto tempo, però ancora oggi vediamo che non tutti le osservano, quindi noi la facciamo ancora questo appello, attenzione perché quando il virus prende forte. Allora, questo è il ragionamento che ha fatto il nuovo direttore dell'azienda ospedaliera di Padova. Vi faccio una domanda. Allora, un anno fa io devo ritornare con il tempo a ritroso e ci dicevano portate le mascherine, lavatevi le mani, cercate di avere il distanziamento. È vero che qualcuno non rispetta queste regole e dunque ci sono sempre, ci saranno comunque sempre, però la maggior parte rispetta queste regole. Noi mettiamo tutte le mascherine, è un po' Gottardo che la soffre la mascherina, non la mette nemmeno bene, bisogna far tirare le orecchie, però tutti la mettono, seguono rigorosamente i protocolli. Succede che però dopo un anno aumentano i casi, diventa ancora più brutto questo virus, diventa che colpisce, diceva 65, abbiamo invece dati ancora inferiori, addirittura a 45-50 anni, e colpisce ancora di più la gente in maniera meno mortale, dicono, ma comunque in maniera importante, una media di 350 morti al giorno, che già solo a dirlo mi fa rabbrividire. Cioè, mi domando, ma dopo un anno, scusatemi se ve la faccio una domanda quasi da uomo della strada, da cronista, cioè, ma dopo un anno, Avruscio, noi siamo qui che parliamo, allora mi domando, ma serve la mascherina? Ma serve lavarsi le mani? Ma serve mettersi il gel? Ma serve il distanziamento? Se quasi tutti cominciano a rispettare queste regole e cominciamo a diventare zona rossa quasi tutta l'Italia, e dovremmo diventare zona rossa, e che la politica cerca di salvaguardare l'economia. Scusatemi questa domanda lunga, ma allora un anno cosa è passato a fare? Se no non sarebbe una pandemia, adesso non è che voglio... No, la pandemia è dura, però ho capito, però ha anche dei tempi, ha anche delle regole. Allora mi dico, se la pandemia inizia, cioè faccio un esempio bisato. L'anno scorso, quando è iniziata, noi non sapevamo cos'era la mascherina. Molti luminari che ho avuto ospiti in questa trasmissione dicevano la mascherina non serve a nulla, il virus non arriverà mai in Italia. Ne hanno detti di più di tutti i colori, non sembrava così e colà. Poi arriva e ci dicono, beh, dovete usare la mascherina, dovete usare l'igiene, dovete usare determinati protocolli. Vengono usati questi determinati protocolli e il virus continua addirittura in maniera più cattiva, più prepotente. Mi domando, ma serve la mascherina?
ma serve il lavarsi le mani, ma serve in un assembramento, se tutti lo rispettano e succedono di nuovo. È una domanda banale, stupida, prendetela come volete. Però mi sono fatto questa domanda e a volte dico, ma serve o no? Se io metto la mascherina, sto attento a tutto e lo becco, è una domanda banale, Abruzzo, anzi dico a tutti di usarla. Certo, se posso. Allora, intanto l'unica arma che abbiamo sono proprio queste, a distanza anche di un anno e anche per chi è vaccinato è questo. Allora, sì, ma mi deve rispondere. Le dico perché serve e perché invece i contagi continuano. I contagi continuano perché giustamente, come lei ha detto, noi non possiamo chiudere completamente tutto e tutti come abbiamo fatto il 10 marzo dell'anno scorso, perché non solo si muore di virus, ma si morirà anche di altro. Allora il fatto che per esempio le scuole si aprano, e non è tanto le scuole perché hanno i loro criteri di sorveglianza, ma per esempio i trasporti, quante volte sabato e domenica, in estate, quando qualcuno diceva che il virus si era indebolito o era morto, mentre qualcun altro diceva attenzione perché non è tutto vero, non è vero questo. E cosa è successo? È successo che insomma liberi tutti quanti, le discoteche aperte, eccetera. E quello è il modo, gli assembramenti sono il modo di diffondere il virus. È vero che noi in ospedale, in altri ambienti, non abbiamo questo, però se lei vede per le strade, nella zona, quando c'è stata la zona gialla, insomma, a me non sembrava che ci fosse tanta differenza rispetto come dire, a prima, perché in centro, ma il discorso è anche le feste in casa, per esempio, chi è che può controllarle quelle? Se uno giustamente Pasqua, Natale, eccetera, e si vede, i ragazzi che vanno a scuola, gli assembramenti che sono per i trasporti fuori dalla scuola, che poi dopo portano ai nonni e agli zii, pensi che nella prima fase emergenziale, che quindi va dal 21 febbraio fino a luglio, le parlo dell'azienda ospedale Università di Padova, i contagi intraoperatori, cioè intraospedalieri, dai dipendenti voglio dire, sono stati solo 144 su 8.000 persone, che è un non nulla. Nella seconda fase invece, perché l'abbiamo presa dall'esterno, non perché i contagi erano oltre 700 e il 30% di questi non si sapeva dove gli operatori l'avevano presa, quindi vuol dire che una certa sorveglianza sanitaria cosa fa? E poi dopo diventa anche inutile. Cosa voglio dire con questo? In ospedale sono stati sempre aperti i bar, il ristorante mensa, non è stato chiuso un giorno, eppure con un'adeguata sorveglianza sanitaria insomma si è andata avanti, quindi voglio dire che ci sono stati degli errori, ma stati commessi da tutti, ma perché? Per impreparazione, perché non ci abbiamo mai pensato, perché pensiamo magari a un piano per le alluvioni, per i terremoti, sì, ma questa pandemia non è mai stato pensato. Ho capito, però... Ora, dato che il virus ha un'unica arma, direttore, ha un'unica sola arma, di cosa si serve? Del nostro corpo. E quindi gioco forza, finché non arriva sto benedetto vaccino, perché è giusto, se siamo al 3%, per arrivare al 70%, le immagini quante dosi devono arrivare e che organizzazione deve esserci. Ma è il vaccino l'arma, che noi per il momento è spuntata. Siamo d'accordo, la mia era una domanda, siamo d'accordo su questo Abruzzo, però la mia era una domanda... la domanda al contrario sarebbe, cosa sarebbe successo se non avessimo usato anche questi minimi ancora strumenti? Peggio. Probabilmente saremmo altro che a contare 100.000 morti, ne avremmo contati fuori di 10 pagine. Cioè, questa è la questione. Cioè, io mi fido della scienza e mi fido della parte scientifica della medicina che dice che quelli sono gli unici strumenti per moderare il contagio. Perché tra l'altro in uno Stato come il nostro, in un'Europa, ci si è dati delle regole. Quando le terapie intensive sono occupate in maniera superiore a una certa soglia, bisogna rirestringere, perché altrimenti quelli che vanno dentro muoiono. Certo, lei è abituato, vive con la gente perché è sindaco di un paese, quindi le conosce, però il pensiero della gente è anche questo, ma cosa serve? O no, Gottardo? Il pensiero dice, giustamente avete fatto un ragionamento corretto ed è giusto che venga anche praticato questo comportamento, però la gente si fa anche questa domanda, è passato un anno e in un anno che è passato la situazione
Esatto, è peggiorato, cioè porca miseria, non so come dirlo. È questo che la gente comincia a essere stanca, perché al di là, togliamo... Su questo conveniamo che sia psicologicamente... Togliamo sotto il prospetto economico, che è importante, poi ne parliamo, ma sotto un problema psicologico davvero uno proprio dice basta, non ne posso più. Ci sono anche responsabilità su questo passare del tempo, perché anche il passare del tempo mica è una cosa neutra, porta con sé anche delle responsabilità, perché io in questi giorni mi sono sentito ancora ripetere come medicina fondamentale, e ne prendo atto, dopo aver sentito il professor Avruscio non faccio altro che prenderne atto, però il lockdown, ragazzi, sono passati 14-15 mesi da quando si è manifestato questo coronavirus e siamo ancora fermi al lockdown. Noi ci siamo mossi in altre direzioni. Ci sono responsabilità nel non essersi mosse in altre direzioni, perché se ci sono delle responsabilità, questo hanno detto e poi io anche le dirò subito adesso, perché altrimenti se non si dicono si ingenera quello che dici tu, direttore, e allora la gente si domanda a che serve. Si ingenera un po' di confusione, si ingenera un po' di dubbi. Allora, prima. Fermo, dal primo andiamo in pubblicità, poi iniziamo dal primo. Magnifico. Va bene? A tra poco.